La magia della sua arte in questa atmosfera che si chiama Villa dei Finetti. L'ho separata dall'Isonzo in pratica. Da una parte ci sono i pensieri rivolti al Carso con le pietre e dall'altra al Friuli con i graffiti su intonaco dove io metto i titoli in friulano. Vuol dire questa cultura che unisce questo territorio. Ma fa parte delle mie radici, insomma, no? Io sono friulano, parlo in friulano, penso in friulano e quindi cerco di portare avanti le tradizioni della mia terra, insomma, tutto qua. E un grande rispetto per il Carso, per il vissuto del Carso, per la Prima Guerra Mondiale, quindi utilizzare la pietra del Carso come elemento pittorico. Mi sembra una cosa di rispetto per il territorio e cercare di far ricordare il Carso in una maniera diversa rispetto alle tragedie che ha vissuto. Riscoprire il territorio, ma soprattutto far conoscere quello che è la friulanità, no, di queste terre. Diciamo che è un po' difficile per me, non saprei cosa fare, però il mio messaggio è questo, insomma, mantenere le tradizioni, i contatti con la gente, portare avanti la lingua, proprio per il rispetto dei nostri genitori e dei nostri nonni, senza paura, senza vergognarsi, insomma. Questo locale è un locale tipico perché qui si può sposare la buona cucina, il buon bicchiere con la cultura. La scelta non nasce casualmente. No, la scelta non è a caso, fra l'altro è uno spazio che era del pittore Egino De Finetti, un pittore importante del nostro territorio che ha lavorato e vissuto in Austria, in Germania, quindi una persona colta di cultura e quindi il fatto di essere qui nel suo spazio ci dà un motivo di orgoglio, ecco. Non resta che dire, venite a visitare la mostra. Beh sì, insomma, ecco. Diciamo così, un bon tai di vin, un moment di plaisir e scouverte della cultura. Sì, perché è un momento qua di serena, come dire, c'è un bellissimo posto che ti dà un'accoglienza straordinaria con questo tetto in legno, con queste travi, che ti riporta un po' indietro negli anni e il bisogno proprio delle amicizie, di comunicare, cosa che al giorno d'oggi diventa sempre più raro, insomma, le amicizie e le compagnie di una volta.